Anche l'Agragas Folk Dance Group rappresenta Agrigento al primo Festival internazionale del folklore virtuale. La situazione è difficile nella quale ci siamo trovati, dichiara il presidente del gruppo Nino Lauretta, non ha risparmiato neanche il mondo del folklore, se non ha spento la voglia dei gruppi di tutto il mondo che si sono dati da fare, ognuno a suo modo. Il Covid ci ha costretti da un lato a rivedere la nostra programmazione, dall'altro ha dato a molti di noi l'opportunità di confrontarsi con i nuovi mezzi che la tecnologia ci ha messo a disposizione. La capacità di sapersi organizzare possono far sì che si arrivi a dei traguardi nuovi e diversi da quelli raggiunti finora, come nel caso del primo festival del folklore virtuale al quale stiamo partecipando su invito dell'organizzazione. Al festival hanno preso parte 5 continenti, 115 paesi, 3.950 partecipanti e solo 100 di questi sono passati alla fase finale, mentre i vincitori della competizione saranno 3, proclamati il 1° luglio a seguito del risultato di una votazione popolare. Sì, questo è un altro passo da parte del gruppo verso le nuove tecnologie, quindi non solo della rappresentazione nei festival internazionali classiche, ma in questo momento di grande emergenza dovuta al Covid-19, tutti i gruppi, molti gruppi nel mondo ci siamo organizzati per comunque partecipare a queste iniziative di tipo folclorico. Il nostro gruppo è ormai in realtà quasi da 20 anni, è un gruppo che non abbiamo ereditato, è un gruppo che è nato quasi dal nulla e che ha raggiunto però in poco tempo dei grandi traguardi, anche da un punto di vista mediatico. La partecipazione a questo festival ne è un esempio. Tu sei uno dei protagonisti di questo gruppo, ecco. Qual è la vostra caratteristica in particolare? Siete un gruppo giovane, ecco, parlaci, facciamo anche questo invito a chi ci ascolta a votarvi. Sì, ho fatto accesso nel gruppo dopo la chiamata di Nino, grazie alla chiamata di Nino, cercando umilmente di portare all'interno del gruppo il retaggio lasciatomi dal grande Pippo Gozzino, coreografo storico della città di Agrigento, i suoi balli, le sue coreografie e il suo genio. Abbiamo approfittato del Covid, del periodo di pandemia per appunto sfruttare un po' tutte le tecnologie del momento. Infatti abbiamo realizzato, per esempio, assieme a tanti musicisti di tutto il mondo, una Tarantella International, che trovate nelle nostre pagine su Facebook e su Instagram. Abbiamo aggiornato, siamo molto addentro ai social, quindi aggiorniamo continuamente le nostre pagine sia su Facebook che su Instagram e da pochissimo anche il canale Vimeo, dove peraltro abbiamo inserito i nuovi video che abbiamo realizzato appositamente appunto per questo festival. Il festival prevedeva quattro categorie: musica, canto, ballo e solo, diciamo solo, e abbiamo noi realizzato i 4 video specificatamente per il festival e per mostrare appunto quello che sappiamo fare, diciamo. Quindi siamo riusciti a sfruttare il momento, anche se non vediamo l'ora ovviamente di poter ricominciare non solo le nostre attività settimanali, magari con tanti nuovi giovani che avranno voglia, speriamo, di intraprendere questo cammino insieme a noi, e soprattutto i tanti viaggi che facevamo e che ovviamente momentaneamente non possiamo fare. Quindi l'invito a votare dove? L'invito a votare è sul sito del World Folk Vision, sulla nostra pagina Facebook in particolare c'è direttamente il link, abbiamo creato direttamente il link che riporta alla votazione per il nostro gruppo.